Dunque sapete che per non farci mancare nulla ci è arrivata anche la West Nile, l'ultimo bollettino dava nel Veneto di ben 321 persone positive, alcune tra l'altro sono anche in terapia intensiva e il trend è in aumento. Sicuramente sono di più perché appunto ci sono anche gli asintomatici e in questo momento addirittura in terapia intensiva ci sono più persone ammalate di West Nile che addirittura di Covid. C'è una novità che è stata pubblicata oggi sui giornali, è stata preparata un'applicazione che si chiama Mosquito Alert, che è stata realizzata con la collaborazione insieme dell'Istituto Superiore di Sanità, dell'Istituto Zooprofilattico, del Museo delle Scienze di Trento e dell'Università di Bologna. Questa applicazione che vi facciamo vedere appunto nel video è facilmente scaricabile appunto a seconda di chi ha Apple oppure Android e in pratica ha tutta una serie di funzioni, anche questa chiede la posizione perché eventualmente se si segnalano le zanzare, dà anche tutta una serie di spiegazioni sul tipo di zanzare appunto tra la zanzara tigre e altri tipi di zanzare, c'è la possibilità di fotografare, quindi fotografando le zanzare, cercando di fotografarle il più possibilmente integre diciamo al massimo, e si manda la foto e loro riconoscono il tipo di zanzara. E abbiamo letto che è anche possibile inviarle tenendole in congelatore e dopo le si tirano fuori, ci sono una serie di passaggi e niente, noi l'abbiamo scaricata su uno dei nostri tablet, adesso faremo qualche prova anche noi. Sono cose che sono da provare, da vedere, perché se con questo sistema si riesce un po' a mappare, ci sono già in tutto il Veneto proprio delle trappole che raccolgono appunto le zanzare e di queste leggevamo appunto ancora nei giorni scorsi che ben la metà di queste trappole avevano dato zanzare positive appunto alla West Nile. Probabilmente anche questa applicazione avrà qualche problema, abbiamo visto qualche recensione, ma come tutti questi applicativi ci vuole un po' di tempo perché si stabilizzano, perché funzionano meglio. L'importante è cominciare a provare e quindi il consiglio che diamo è di scaricarla e cominciare a provarla, insomma vediamo un po' come funziona.